Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante notizie oggi dal Veneto. Avremo anche i consueti collegamenti con i nostri colleghi, con i nostri giornalisti per sapere che cosa sta accadendo nella nostra regione, da Padova, da Vicenza. In teoria oggi doveva essere il primo giorno del Veneto in zona gialla che è stata invece anticipata tecnicamente dal Presidente Luca Zaia con l'ordinanza che è andata in vigore sabato. Mascherine obbligatorie anche all'aperto, insomma un po' di cose che sono cambiate, ma ci dicono i vari referenti anche delle categorie economiche che nel fine settimana si è mosso, come si suol dire, il grosso dei veneti per andare nelle città d'arte, per andare nelle città turistiche, per andare a vedere magari le montagne coperte dalla neve. Insomma, i veneti si muovono anche in questo periodo. Abbiamo visto che la zona gialla non ha avuto ripercussioni negative. Quello che succederà nei prossimi giorni lo vedremo. C'è chi parla già di passaggio in altre fasce, ma insomma è un po' presto per vedere tutto questo. Noi invece andiamo a Padova, dove c'è Valentina Visentin che con Francesco Ratai ci aspetta suona mezzogiorno, quindi siamo giusti come orario, siamo in diretta. La conferma che siamo in diretta. Buongiorno Valentina, quali le novità padovane? Sì, buongiorno Ferdinando. Intanto anche qui fa freddo, si sono decisamente abbassate le temperature anche in città in questo fine settimana, dove ci sono state anche nebbie piuttosto importanti, ma a parte il meteo possiamo dire che è stato un fine settimana denso dal punto di vista delle vaccinazioni, con un record di somministrazioni sabato, oltre 12.000 somministrazioni tra adulti e bambini, l'avvio appunto dei vaccini ai bambini con tante sorprese, il clown sabato, ma ieri è arrivato anche Babbo Natale al padiglione 6 della fiera per accompagnare altri 700 bambini che appunto hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Sono 6.500 quelli prenotati fino a gennaio, ci sono quindi ancora 500 posti liberi, ma l'USL di Padova fa sapere che se c'è ancora una domanda importante e significativa sono pronti ad aprire nuovi slot per le vaccinazioni che da questa settimana dovrebbero essere anche somministrate negli studi dei pediatri, perché nel fine settimana si sono attivate le 10 linee vaccinali negli hub dell'USL 6, ma da questa settimana si inizia proprio la vaccinazione negli studi dei pediatri che hanno aderito alla campagna di vaccinazione, che rappresentano quasi la totalità dei pediatri padovani. E boom anche di tamponi in questo fine settimana, quindi insomma a testimonianza che anche lo screening continua e che è ripreso dopo un po' di settimane di difficoltà seguite all'attacco hacker dell'USL 6. Benissimo. A proposito Valentina, prima di andare avanti, vi chiedo una cortesia anche per i nostri telespettatori, chiedere a Francesco Ratai di alzare di qualche centimetro l'inquadratura, perché altrimenti vieni con il capo tagliato, insomma, visto che abbiamo le attrezzature è sempre bene. Ecco, a posto, adesso possiamo andare avanti Valentina, grazie. Ok, e siamo pronti anche per dare un'informazione di servizio ai tanti padovani, perché l'attacco hacker di qualche settimana fa all'USL aveva determinato la chiusura dei punti prelievo di tutta la provincia e insomma da questa mattina sono riaperti tantissimi dei punti prelievo dell'USL 6 alle sedi presso la sede del complesso sociosanitario I Colli, a Cadoneghe, in piazza Mazzini, in piazza Mazzini a Padova, in via Temanza a Padova, in via degli Scrovegni sempre a Padova, poi a Limena, a Noventa a Padovana, a Rubano, a Schiavonia, quindi a Monselice, ad Albignasego e a Piove di Sacco. Questi sono i punti prelievo che hanno riaperto questa mattina. Martedì, quindi domani, riapre la sede di Villa Tora di Saonara. Le persone che si erano già prenotate quindi possono accedere e le nuove prenotazioni saranno possibili a breve. Penso che questa sia un'informazione di servizio molto utile ai tanti padovani che insomma in queste settimane hanno avuto difficoltà nella prenotazione dei prelievi. Assolutamente sì, anzi molto bene averla data questa informazione, perché tante persone hanno bisogno di capire come organizzarsi. C'è già qualcosa dalla cronaca che ci arriva da una giornata, quella di ieri, che è stata una giornata veramente importante, una giornata caldissima per il centro storico di Padova. Ci sono stati i vandali alla Prandina, è vero?
Eh sì, è vero, ci sono state questa segnalazione di vandali che avevano manomesso il lucchetto, la chiusura del cancello d'ingresso, quindi il parcheggio ha aperto con un'ora di ritardo, provocando qualche lieve disagio, ma insomma nel giro di un'ora il parcheggio poi è rientrato in funzione in una delle domeniche, insomma, che è, diciamo, clou per il commercio, visto che è stata l'ultima prima delle feste di Natale. Vediamo allora il servizio sui vandali in azione al parcheggio della Prandina. Vandali in azione al parcheggio Prandina. Ieri, infatti, le porte del park hanno aperto in ritardo di un'ora perché, nottetempo, è stato segato con il flessibile il meccanismo di chiusura del cancello. A questo punto sono entrati in azione i manutentori del comune che hanno dovuto sbloccare lucchetti e aprire finalmente le porte agli automobilisti. Alle 11 la situazione era tornata regolare e il parcheggio si è riempito. Questo però non è bastato a placare le polemiche tra alcuni commercianti del centro e l'amministrazione comunale. Valentina, torniamo da te perché abbiamo anche un'altra notizia che, visto tutto quello che abbiamo seguito in questi mesi, potrebbe essere anche positiva, perché torna a casa Alex Zanardi. Vediamo insieme il servizio, poi lo commentiamo. Il regalo di Natale più bello per la famiglia di Alex Zanardi, quello di riaverlo a casa. Il campione paralimpico ha lasciato l'ospedale dopo oltre 1 anno e mezzo dal terribile incidente in handbike avvenuto in Toscana nel giugno del 2020. La bella notizia è stata data dalla moglie Daniela attraverso il sito di BMW Italia, di cui Zanardi è testimonial. Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è a casa con noi, ha annunciato, specificando che in futuro comunque il campione di handbike dovrà affrontare ancora dei soggiorni temporanei in cliniche specializzate per continuare il lungo percorso di riabilitazione. Ma adesso, dopo un lungo periodo, prima all'ospedale di Siena, poi al San Raffaele di Milano e poi a Padova e in altri ospedali del Veneto, Alex potrà stare tutto il giorno con i suoi familiari e trascorrere un Natale a casa, circondato dall'affetto dei suoi cari che sono stati sempre al suo fianco in questa ulteriore sfida che la vita gli ha riservato. Allora, torniamo da Valentina Visentin. Valentina, notizie di cronaca, ma anche buone notizie da Padova. E chiediamo a te, poi naturalmente chiudiamo questa parte della nostra informazione. È stata importante l'attivazione della zona gialla su Padova o sostanzialmente non è cambiato niente nel fine settimana? Magari questo può essere anche positivo, Sì, allora diciamo che è vero che con l'attivazione della zona gialla c'è l'obbligo della mascherina all'esterno, quindi forse per le abitudini, per chi ha il Super Green Pass non cambiano di molto, ma questo non significa che non bisogna abbassare la guardia, ce lo hanno ripetuto più e più volte in questi giorni i dirigenti dell'USL e dell'azienda ospedaliera, quindi insomma il passaggio in zona gialla è una cosa molto importante e non da non sottovalutare, perché insomma poi se c'è il passaggio in zona arancione le restrizioni potrebbero essere maggiori e quindi insomma bisogna solo avere ancora più buon senso, utilizzare le mascherine, il gel igienizzante, evitare gli assembramenti, proprio perché non dobbiamo far peggiorare ulteriormente la situazione. Abbiamo visto che i contagi sono davvero tanti in provincia di Padova, che la pressione sugli ospedali è costante, soprattutto è costante sulle terapie intensive ma anche in area medica, e quindi insomma si deve lavorare per non far aggravare ulteriormente la situazione. Si spera che adesso con la chiusura delle scuole per le festività di Natale almeno tra i più piccoli si arrestino i contagi. Allora Valentina, giusto per confermare quello che ci hai appena detto, a Padova in questo momento ci sono 13.226 positivi, sono 458 in più di ieri, quindi continua ad essere la provincia del Veneto con il maggior numero di persone positive al Covid. Il salto maggiore, ma poi li vediamo insieme ai nostri telespettatori questi dati, è stato fatto invece a Treviso, dove i positivi da ieri sono quasi 600, a Padova sono invece 458. Questo conferma, nonostante un lieve calo, ma sappiamo che il lunedì è sempre un po' fisiologico. È quello del lunedì un po' fisiologico, magari domani avremo situazioni un po' più chiare. Valentina, allora intanto grazie per questo collegamento. Se ci sono altre notizie non esitate a contattarci, anzi diamoci già appuntamento verso la fine della nostra informazione per il punto della situazione da Padova. Grazie, buon lavoro, a dopo. Buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, avete sentito a Padova vandalinazione, chiusa la Prandina ieri, buone notizie
per quanto possano essere buone, perché non conosciamo le condizioni effettive di salute di Alex Zanardi, ma insomma già il fatto che possa tornare a casa è importante. Fra poco parleremo anche dei dati padovani per quanto riguarda vaccinazioni, tamponi, quello che è successo nel fine settimana. Invece adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo anche tanta cronaca di cui parlare oggi nel Focus TG. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto ieri è successo un fatto veramente drammatico. È stato trovato il corpo senza vita di una giovane donna, una 31enne originaria dell'altopiano di Asiago. Giulia Rigon è il nome della giovane, aveva 31 anni. È stata trovata senza vita in un camper poco lontano dal centro di Bassano del Grappa. Le cause del decesso in questo momento non sono ancora state chiarite. È stato sentito dalla magistratura il compagno della giovane. Al momento il fatto che non sia una morte naturale è solo un'ipotesi, non ci sono ulteriori chiarimenti da ieri. Siamo in attesa che la Procura di Vicenza e le forze dell'ordine forniscano informazioni. Fra poco saremo quasi certamente in grado di fare un collegamento proprio dal luogo in cui è stato trovato il corpo. Da qui è partito tutto, perché i dubbi sono davvero molti. Pare che sul cadavere siano state trovate ferite compatibili con un'azione violenta, ma sono tutte informazioni ancora da confermare. C'è grande riservo da parte degli inquirenti su questa vicenda. Non appena sapremo qualcosa di più ve ne daremo informazione nel nostro telegiornale. Adesso apriamo la pagina dedicata all'emergenza coronavirus, perché sono arrivati i dati, ne abbiamo parlato poco fa con la nostra redazione padovana, adesso ve li facciamo vedere. Sono i dati di questa mattina. Allora, sappiamo, come sempre va fatta una premessa. Il lunedì mattina, per una serie di concomitanze, per una serie di situazioni, non sempre i dati sono corrispondenti al vero, quindi poi magari il martedì ci si trova con un numero un po' più alto. Fatto sta che quelli del lunedì sono un po' da prendere con le pinze, li leggiamo insieme. Comunque sono 2.304 i nuovi positivi, un numero molto basso rispetto a quelli dei giorni scorsi. Eravamo 4, 5, 6.000 nel fine settimana. Di questi vediamo che la maggior parte sono stati riscontrati a Treviso, 589 casi, 458 a Padova, poi Venezia, Vicenza, Verona seguono, ma insomma più o meno la situazione è uguale in quasi tutte le province più popolose del Veneto, perché sappiamo poi che Belluno e Rovigo i dati sono un po' più bassi. I casi attualmente positivi in Veneto sono 61.404 e avevamo detto anche questo nel fine settimana, che probabilmente avremmo sforato la soglia più che altro psicologica delle 60.000 persone positive in Veneto, e siamo infatti a 61.404. Anche qui la maggior parte, il dato maggiore riguarda Padova con 13.226 persone positive, poi c'è Treviso con 12.000, Venezia 10.484, Vicenza 10.872, Verona 8.00003. Il numero delle persone che hanno perso la vita a causa del Covid continua a salire, sono 12.000, scusateci, qua i dati arrivano e si accavallano, 12.175 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Allora, scendiamo a vedere invece qual è la pressione del Covid sulla sanità del Veneto. Vedete, questi sono tutti gli ospedali con i loro riferimenti, con i numeri che li riguardano, e anche in questo caso vediamo che la pressione
pur essendo forte da giorni, non ha avuto balzi in avanti drammatici. Sono comunque 1119 le persone ricoverate in area non critica, di cui 1002 ancora positive, 117 che si sono negativizzate. Sono 167 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 159 che sono ancora positive, 8 si sono negativizzate. Nel frattempo le differenze, il delta rispetto a ieri, ci dicono che c'è un bilancio positivo di 10 unità in area non critica, c'è un bilancio positivo di 9 unità in terapia intensiva. 19 comunque non è un numero da sottovalutare, ma non sono neppure le cifre di 20, 30, 40 per ingressi in ospedale che vedevamo nella settimana scorsa. La differenza dei decessi è limitata a 3. Fino a quando non vedremo lo zero fisso in questa casella non potremo dire che sia finita, però rispetto ai 25-20 morti di prima del fine settimana, 3 decessi, pur rimanendo un dato drammatico, sono comunque una svolta. Vedremo poi se saranno confermati questi dati nei prossimi giorni o se si tratta di una tabella un po' falsata dal fine settimana. Questo lo potremo dire solo ed esclusivamente domani. Adesso usciamo da questa grafica per entrare in un'altra tabella altrettanto importante, che è quella dei vaccini. Li vediamo insieme perché se da una parte sì, bisogna tenere d'occhio i contagi e gli ingressi in ospedale, dall'altra è indispensabile vedere come sta proseguendo la campagna vaccinale del Veneto. Sono 39.000 le dosi somministrate ieri, domenica, e questo è un gran bel dato, perché di solito la domenica i numeri si abbassano. 39.000, oltre 39.000 inoculazioni fatte ieri è un numero davvero molto molto alto. Le prime dosi salgono, anche le prime dosi, anche questo è un dato interessante, vuol dire che ci sono sempre più persone che decidono di avvicinarsi, di partecipare alla campagna vaccinale. 2.583 solo nella giornata di ieri, 1.815 cicli completati, ma lo sappiamo, questa è la fase di stanca dei cicli completati delle seconde dosi, perché ovviamente la gran parte delle seconde dosi sono state portate a termine prima dell'attivazione del Super Green Pass. Adesso si sta vedendo un po' l'onda lunga dell'avvio delle nuove normative. 34.722 le terze dosi addizionali booster, chiamateli come preferite. 96,4% le dosi somministrate dal Veneto rispetto a quelle a disposizione. Questo vuol dire che sì, c'è ancora un po' di spazio di manovra, c'è un po' di magazzino, ma stanno andando via davvero rapidamente le dosi. Scendiamo ancora, queste sono le percentuali sulla popolazione residente, quindi non sui vaccinabili ma proprio sul numero di veneti. Quasi 4 milioni di veneti hanno almeno una dose, 3 milioni e 7 hanno la seconda dose e più di 1.200.000 veneti ha già la terza dose, il 26,5%, un dato che si alza però quando scendiamo a vedere la percentuale sulla popolazione vaccinabile, addirittura 29,4%, quasi il 30%, quasi un veneto su 3 fra quelli vaccinabili ha già il booster, l'84,9, quasi l'85% ha la seconda dose, l'86,7 ha la prima dose. Sono numeri piuttosto alti anche per una campagna vaccinale importante di corsa, come quella come performante, direbbe il governatore, come quella del Veneto. E abbiamo anche i dati che riguardano i più piccoli. Addirittura l'1,7% di bambini fra i 5 e gli 11 anni sono coperti dalla prima dose. C'è uno 0,1% che ha già il ciclo completo e il 10% ha una dose o la prenotazione. Questo vuol dire che le famiglie hanno aderito in modo importante a questa richiesta, a questa proposta, perché sappiamo che il vaccino non è obbligatorio, resta una scelta personale. Ovviamente per i bambini non è personale, ma è fatta dai genitori. Questi erano i dati della campagna vaccinale del Veneto, una campagna vaccinale che corre per arrivare a una copertura più ampia possibile. È plausibile che cambi tutto ancora fra poco con la cabina di regia nazionale a livello statale, ovviamente, che si riunirà giovedì, che potrebbe portare qualche novità. Sembra, trapelano almeno queste informazioni
dal governo per quanto riguarda anche gli eventi, quindi magari tamponi anche per i vaccinati per seguire alcuni tipi di eventi. È tutto in via di definizione, lo sapremo ovviamente anche questo nei prossimi giorni per capire che cosa cambia e dove andremo. Allora, adesso, visto che stiamo parlando di Covid, di emergenza coronavirus, vediamo e rimaniamo a Padova, perché siamo partiti da Padova prima di andare altrove, restiamo in zona padovana. La nostra redazione ha già preparato un servizio sulle vaccinazioni del fine settimana, quindi su come è andato come è andata la campagna vaccinale, con qualche sorpresa per i bambini, un numero di tamponi piuttosto alti. Vediamo il servizio intanto. Vaccinarsi dando la mano a Babbo Natale e tutto sembra più divertente. Dopo i clown arriva anche Santa Claus al padiglione 6 della fiera per accompagnare i piccoli in un momento così importante come la vaccinazione anti-Covid. Altri 700 bambini tra i 5 e gli 11 anni sono stati vaccinati a Padova domenica, portando a quota 1900 somministrazioni nel fine settimana per gli under 12. Sabato per l'USL Euganea è stata una giornata record per le vaccinazioni complessive su adulti e bambini, con 12.379 dosi. La prevenzione per sé e per gli altri è il miglior regalo di Natale, spiegano i vertici dell'USL presenti per l'avvio della campagna vaccinale per i bambini. È un sollievo l'idea che adesso, soprattutto durante le vacanze di Natale, in cui riusciremo un pochino a interrompere la trasmissione all'interno delle classi perché ci saranno le vacanze, sarà l'occasione ideale per vaccinare i propri figli in modo tale che inizi la copertura immunitaria, inizi la protezione e possiamo interrompere questa catena di trasmissione soprattutto all'interno delle scuole. La risposta dei genitori padovani è stata buona: su 7.000 posti disponibili, già prenotati 6.500 e presto potrebbero essere messi a disposizione nuovi slot. La novità sono i piccolini, perché ovviamente i piccolini sono importanti, come diceva la dottoressa, perché vanno alla scuola elementare, che sono elementare e media, prima e seconda media, che sono quelle più interessate adesso dalla diffusione del virus. Però non dimentichiamoci che abbiamo ancora tanti bambini dai 12 fino ai 18 anni, bambini sono ragazzi che non sono ancora vaccinati, quindi io promuovo anche la vaccinazione per gli adolescenti e i giovani adulti. Prevenzione con la vaccinazione e numeri altissimi di tamponi per lo screening nel fine settimana. L'azienda ospedaliera ha anticipato l'apertura del lab tamponi per i bambini nel parcheggio di via San Massimo, oltre 700 quelli effettuati solo domenica. Adiacente al gazebo per i piccoli è operativo anche quello per gli adulti. Ora noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tantissime notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta, in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Continuiamo con il tema legato all'emergenza coronavirus. Come abbiamo detto, oggi avrebbe dovuto essere il primo giorno della zona gialla del Veneto, secondo le indicazioni dell'ordinanza ministeriale. Il Veneto avrebbe dovuto raggiungere le altre regioni che sono in zona gialla, qualcuno già da qualche giorno, altri invece tecnicamente da oggi. Invece il governatore del Veneto Luca Zaia ha anticipato tutti e ha emanato un'ordinanza che è entrata in vigore alla mezzanotte fra venerdì e sabato, quindi di fatto siamo in zona gialla già da qualche giorno. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i bassanesi in questo caso di questo ingresso in zona gialla. Ma sicuramente cambia per me poco rispetto a prima, si seguono sempre le stesse regole e si fa il possibile per uscirne, insomma. È giusto perché cominciano ad esserci troppi contagi ancora e c'è ancora troppa gente che non è vaccinata. Io spero che tutto si risolva il prima possibile. E zona gialla, se sarà una cosa sicura, speriamo di rientrare il prima possibile. Noi facciamo scuola, siamo in quinta superiore, quindi anche a scuola la situazione è difficile, speriamo che non chiudano un'altra volta. Siamo tornati un po' indietro e speriamo che questo serva a migliorare un po' la situazione. Dobbiamo collaborare tutti quanti e
e darci una mano. Va benissimo portare mascherine, avere tutte le precauzioni, perché sennò qua non ce la caviamo più. E ora andiamo nella Marca trevigiana perché cresce la pressione sui pronto soccorso anche a causa del Covid. 3.442 nuovi positivi e altre 9 vittime in Veneto, 673 i nuovi contagiati nella Marca e 2 i decessi. Il virus rallenta oggi, ma la preoccupazione rimane altissima. Il Ministero della Salute ha inviato a tutte le regioni una circolare nella quale raccomanda una tempestiva attivazione di tutte le misure organizzative per fronteggiare un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria, anche correlato alla maggiore diffusione della variante Omicron. Domani il sequenziamento a campione dei tamponi per valutarne la diffusione sul territorio nazionale e poi la cabina di regia convocata per il 23 dicembre. Servirà anche a decidere se ci sarà bisogno di ulteriori misure. Sul tavolo l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e la possibilità di chiedere il tampone oltre al Green Pass per eventi o discoteche. Nella Marca in queste giornate si fa sentire molto forte la pressione, soprattutto sui pronto soccorso. L'attività nel pronto soccorso risulta critica in tutti i pronto soccorso perché oltre all'afferenza di pazienti con problemi respiratori e come sappiamo il percorso del paziente Covid ha anche tutta una sua, un percorso dedicato e quindi con personale dedicato, ma abbiamo contemporaneamente tutte le altre patologie. Il telefono squilla in continuazione e molte sono le richieste di aiuto per patologie respiratorie legate al Covid. Noi gestiamo una media di 350 chiamate, diciamo come media ordinaria. Adesso stiamo superando di molto questo numero. E le chiamate per problemi correlati al Covid arrivano anche a 40-50 al giorno. Ci siamo già attivati con reperibilità aggiuntive, numero di ambulanze aggiuntive e siamo già, ci siamo già preparati e stiamo già attivando personale aggiuntivo. E per il periodo natalizio, nel quale si prevede un ulteriore incremento della pressione, l'azienda sanitaria ha intenzione di mandare personale dalle chirurgie generali in supporto ai pronto soccorso. Adesso andiamo a rivedere come è iniziata la campagna vaccinale destinata ai più piccoli a Padova. Abbiamo visto il servizio con il consuntivo del primo fine settimana in pratica di vaccinazioni. Andiamo a vedere come era iniziata, perché si temeva che potessero esserci un po' di ruggini in questa fase così delicata, visto anche il fatto che si parla di bambini. Sembrava che molte famiglie non fossero propense ad aderire. Gli organizzatori si sono inventati anche un po' di animazione. Vediamo cosa era successo a Padova. Come ti chiami? Monica. Monica, ciao Monica. Io sono il vaccinando. È Vaccinando l'amico speciale dei bambini presenti nel padiglione 6 della Fiera di Padova per il debutto delle vaccinazioni anti-Covid pediatriche. Con il pupazzo, i clown dell'associazione VIP di Padova e una quarantina di pediatri di libera scelta, i primi a vaccinare bambini che sanno bene cosa stanno facendo, come Gioia e Samuele. Facevo il vaccino perché i miei compagni di classe non volevano essere ammalati, quindi di Covid. Sai, ti senti coraggiosa? Sì, mi sento coraggiosa. Ti senti un supereroe come Batman che hai fatto il vaccino? Sì. Sei più contenta adesso? Sì, perché ho meno probabilità di ammalarmi. Ti ha fatto male? No. Samuele ci racconta che ha stretto la mano della mamma. Gioia ci fa ok dopo la vaccinazione. Un sollievo anche per i vertici della sanità padovana. Siamo felicissimi di poter iniziare l'immunizzazione di questa categoria di bambini che, come sapete, ultimamente è stata particolarmente colpita dall'infezione. Colpisce molto anche i bambini questa ondata della pandemia. Sono 300 attualmente le classi in quarantena nel Padovano. Tra ieri e oggi il SISP ha chiuso 2 scuole, le medie di Villa del Conte e una scuola dell'infanzia di Saonara. 7.000 i posti pediatrici disponibili, 6.500 quelli prenotati. È un vaccino che ha ovviamente una dose pediatrica. Come tutti gli altri farmaci che hanno le dosi pediatriche e le dosi per adulti, anche questo vaccino ha la sua potenzialità,
ma è ovviamente commisurata all'età dei bambini. Prime dosi da oggi fino al 7 gennaio al padiglione 6 in Fiera, Cittadella a Este. Dall'8 gennaio si parte con le seconde dosi. Il Covid è pericoloso anche per i bambini, raccontano i pediatri. C'è una patologia tipica dei bambini che è la malattia multisistemica infiammatoria che si sviluppa nei bambini 30-40 giorni dopo un'infezione da Covid che è passata magari anche inosservata in bambini perfettamente sani, che è una malattia di rilievo perché determina un'infiammazione di multiorgano, cuore compreso, con effetti a distanza probabilmente non seri ma ancora non conosciuti. Torniamo nella Marca perché succede che a Conegliano, a causa dell'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine, la città, il territorio, il comprensorio perdano 8 vigili su 31. Il provvedimento che ho dovuto adottare, devo essere sincero, non l'ho adottato a cuor leggero, perché dietro ogni persona c'è anche una famiglia da mantenere e quindi rimanere a casa sicuramente senza stipendio comporta delle difficoltà che non sono soltanto riferite alla singola persona ma abbracciano poi un nucleo familiare. Non vuole chiamarli irriducibili né tantomeno Novax. Il comandante della polizia locale di Conegliano, Claudio Mallamace, parla degli 8 vigili per i quali scatterà la sospensione dal servizio poiché non sono ancora in regola con il nuovo decreto che dal 15 dicembre impone per le forze dell'ordine l'obbligo del vaccino. Ed è il comando di Conegliano, quello nella Marca, che andrà più in sofferenza con un organico che oggi si compone di soli 31 vigili per un bacino di utenza di 5 comuni, 72.000 abitanti. Sono colleghi che sono ben inseriti nell'organico, tra l'altro un organico con questi numeri che possiamo definire anche a livello familiare. Sicuramente è impattante sull'efficienza del servizio o perlomeno di alcuni servizi. Stiamo cercando di tagliare proprio quei servizi che non sono particolarmente essenziali. Vigili impegnati in questi giorni anche nella chiusura dell'esercizio finanziario e nella preparazione del bilancio per il prossimo anno. Il comando, già azzoppato per la perdita di alcuni vigili che hanno vinto concorsi per stazioni più vicine a casa, ha lanciato un bando per 7 nuovi agenti che scade proprio a fine anno. Le porte sono aperte, noi accogliamo i giovani volenterosi, soprattutto i giovani, affinché possano crescere e portare la divisa, oltre che crescere da un punto di vista professionale, io ritengo che sia anche una crescita come uomo, perché ti imprime quei valori che magari di rispetto, che nella società vedo che pian piano stanno subendo un periodo di decadimento. Facciamo adesso un'altra breve pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché al rientro potremo parlare con la nostra collega Vanessa Banzato, che si è recata sul posto del ritrovamento del corpo della 31enne originaria dell'altopiano di Asiago, che è stata trovata morta a Bassano. Dovrebbero esserci novità importanti, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Chiudiamo la pagina dedicata all'emergenza Covid, passiamo alla pagina della cronaca. Siamo ora in diretta da Bassano del Grappa, dove Vanessa Banzato è con Andrea Benetti sul luogo del ritrovamento del cadavere di una giovane donna originaria dell'altopiano dei 7 comuni. Ci sono delle ipotesi, la magistratura in questo momento non sta facendo trapelare assolutamente nulla, ma ci aggiorna Vanessa su tutto quanto. Buongiorno. Sì, buongiorno Ferdinando e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Mi trovo, come hai detto tu, proprio davanti al luogo del ritrovamento del corpo di Giulia Rigon, la 31enne originaria di Asiago, trovata appunto morta ieri mattina. Ci troviamo in una laterale di via Capitelvecchio, proprio al confine tra i comuni di Bassano e di Cassola. Il furgone dove è stato trovato il corpo lo vedete alle mie spalle, accanto la Fiat Punto di Giulia Rigon, della donna appunto trovata a cadavere. Ci sono i carabinieri che stanno piantonando l'area appunto per evitare assolutamente che ci siano
intromissioni da parte di terzi o che vengano manomessi appunto sia la macchina sia l'auto che il camper si diceva, dove ieri mattina i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita della 31enne. E da prime indiscrezioni, come dicevi tu, la procura ha cucito assolutamente le bocche, non trapela nulla, però dalle prime indiscrezioni pare che la persona che ha dato l'allarme sia il compagno di Giulia Rigon, 29 anni, solo che lo stesso compagno risulterebbe anche il principale indiziato della morte della donna. Si sta indagando infatti per omicidio, c'è da capire la dinamica, c'è da capire il perché Giulia Rigon si trovasse nel camper in quel momento. Lui ha dichiarato, quando ha dato l'allarme, ha dichiarato che la giovane era scivolata ed era caduta accidentalmente, ma subito agli inquirenti l'ipotesi della caduta veniva scartata. Proprio le lesioni riportate facevano pensare a una serie di percosse cui sarebbe stata sottoposta la donna, probabilmente fino a portarla al decesso. Adesso appunto si sta indagando per omicidio, e si diceva il principale indiziato è il compagno di Giulia Rigon, questa persona, questo uomo di 29 anni che dormiva all'interno del camper dove è stata consumata. Appunto è stato consumato l'omicidio, da capire tutte le motivazioni, è ancora giallo, non si sa ancora il perché sia accaduto questo. Potrebbe essere anche un litigio, perché è trapelato anche che tra i due fosse iniziato un litigio che poi sarebbe a quanto pare concluso in questa maniera. Litigio con il ragazzo, litigio con una terza persona, ancora è tutto da chiarire, tutto da capire. Comunque nelle prossime ore dovrebbe emergere qualche dato ulteriore. Intanto vi ricedo la linea. Vanessa, però giusto per capire in quale zona siamo, da quello che abbiamo visto adesso grazie alle immagini di Andrea Benetti, da quello che possono vedere i nostri telespettatori a casa, non siamo in centro abitato, non siamo in una zona abitata, non si capisce bene. Quel tipo di parcheggio è un parcheggio in cui effettivamente si fermano a dormire roulotte, magari persone che hanno bisogno per qualche tempo di un posto in cui vivere. Siamo a ridosso di attività produttive, giusto per capire, per inquadrare bene la situazione. Siamo in una zona, Ferdinando. Allora c'è qualche abitazione, però più che altro è una zona industriale. Giusto per capirci, per orientarci, siamo dietro la Fiorpac, quindi un'azienda conosciutissima nel Bassanese, quindi proprio dietro la Fiorpac c'è quest'area di sosta dove sono parcheggiati camper di alcuni residenti. Tra questi c'è anche il camper dove pare dormisse il compagno di Giulia Rigon. Pare che lei sia andata a trovarlo, perché appunto essendoci la sua auto parcheggiata proprio accanto al camper, pare che lei sia andata a trovarlo. Però ecco, è ancora tutto molto avvolto da mistero. Allora Vanessa, intanto grazie per questo collegamento. Se ci saranno notizie su questa vicenda drammatica, non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Siamo in onda fino alle 13:30. Dovesse trapelare qualcosa, dovesse arrivare magari qualcuno per fare dei nuovi rilievi, chiedeteci immediatamente la linea, daremo tutte le notizie in diretta. Grazie e buon lavoro a te, Andrea Benetti. Noi torniamo in studio. Allora, abbiamo parlato di fatti di cronaca, ha fatto una tragedia di cui ancora si sa pochissimo, perché le ipotesi di omicidio restano appunto ipotesi in questo momento. Non trapela niente dagli inquirenti, cercheremo di saperne di più, di capirne di più nelle prossime ore. Però sentiamo i vicentini, perché a Vicenza nell'ultimo periodo ci sono state parecchie intemperanze, parecchi problemi anche di ordine pubblico. È stata fatta saltare addirittura la vetrina di un bar solo poche notti fa. Ci sono serate che si trasformano in situazioni davvero poco piacevoli per chi vuole vivere invece appieno la città. Siamo andati a parlarne appunto con i vicentini. Sentite cosa ci hanno detto. Mi non vado più fuori il pomeriggio, per esempio, da quando che ho sentito gli ultimi dati di queste aggressioni.
anche in pieno centro alle 9 di mattina. Non so, ma non vedo neanche più sciotti in giro. Effettivamente tutta la zona, cioè non è bello, è anche poco illuminato, non mi piace, insomma, io ho 2 figli giovani e saperli in giro, magari che finiscono di lavorare o roba del genere, un po' mi spaventa. Noi altri abitiamo in Corso Padova e la sera non usciamo mai, appunto perché non ci sentiamo proprio sicuri, insomma, ecco. E quindi restiamo a casa molto volentieri. Mi piacerebbe. Lo so che non va bene non uscire alla sera perché te lasci in mano a persone poco raccomandabili. Vicenza si poteva una volta girare bene, senza aver paura, ma parlo di molti anni fa però. Ho visto particolari sentori di non essere sicuro. Secondo me c'è sempre stata, non è che adesso è aumentata. Per noi donne c'è sempre stata. Sicuramente siamo un po' tutti impauriti perché ci sono costantemente furti nelle case, quindi non è facile la situazione. Ma cosa possiamo pensare? A niente, se non ci sono controlli e vigilanza continua, purtroppo i ladri entrano, specialmente in questo periodo. Il tema della sicurezza è molto sentito dai veneti in questo periodo, nonostante tutte le altre tematiche e le emergenze come quella che stiamo vivendo da troppo tempo ormai, però i furti non si fermano, le vicende che vanno dal semplice furto a quelle più tragiche, più drammatiche non si fermano, non rallentano, la pandemia non ghiaccia, non mette in freezer, possiamo dire, tutto il resto, anzi, e probabilmente le perplessità, i timori che le persone avevano già prima di questo periodo così difficile vengono anche acuite da una pressione che non è solo psicologica. Però arrivano anche buone notizie, perché in risposta a quello che abbiamo sentito, qualcuno diceva delle persone appena intervistate che avete sentito nel servizio, l'illuminazione pubblica di Vicenza non è adeguata, ne abbiamo parlato col sindaco che annuncia proprio una nuova illuminazione. Illuminazione pubblica chiaramente dove funziona bene dà più sicurezza sia in termini di percezione da parte del cittadino che poi in termini anche di realtà, perché chiaramente è un deterrente anche questo a chi vuole commettere dei reati, dei delitti. Più luce in città significa anche più sicurezza, dunque per questo l'amministrazione comunale, oltre ad aver avviato il piano di rinnovamento della pubblica illuminazione, ha già predisposto alcuni interventi specifici nelle zone più critiche. Lavoreremo con una nuova illuminazione a LED anche all'interno del Campo Marzio, lo abbiamo già fatto per alcuni punti luce e lo faremo su tutto Campo Marzio. Per l'Erettenio siamo già intervenuti con l'illuminazione a LED particolarmente forte, con dei fari puntati nel parco dell'Erettenio che quindi illuminano di fatto a giorno l'area e poi avremo una richiesta di anticipazione dell'intervento in centro storico, perché stiamo lavorando con la soprintendenza perché c'è da tutelare il patrimonio architettonico, alla quale però dovremo chiedere di darci la possibilità di usare più luce, perché più luce comporta più sicurezza e quindi da questo punto di vista auspichiamo che la soprintendenza ci verrà incontro. Al momento sono stati rinnovati oltre 7.000 punti luce in alcuni quartieri periferici, ne resterebbero altri 10.000 che secondo il piano originario sarebbero stati sostituiti entro il 31 dicembre 2022. Ora però la volontà è di velocizzare gli interventi. Su questo c'è la disponibilità della ditta che sta lavorando in città ad anticipare i tempi sempre che arrivi velocemente il parere della soprintendenza, quindi parleremo anche con la soprintendenza per accelerare l'intervento e cambiare tutta l'illuminazione del centro storico, renderla più forte. Ragionevolmente ha una previsione sui tempi? Ma la speranza entro i primi mesi dell'anno 2022, quindi entro marzo cercheremo di risolvere la questione. Fra poco ci collegheremo anche con la nostra redazione vicentina per tutte le novità dell'area iberica, però prima di collegarci, prima di andare avanti, parliamo anche dell'ex centrale del latte di Vicenza, un'area da riqualificare, ci sono problemi, ci sono contenziosi che bloccano sostanzialmente i lavori, ma ai cittadini questo poco importa, perché l'importante è avere un'area riqualificata, un'area sicura, un'area che possa permettere di guardare al futuro, tanto che qualcuno ha dato vita anche a un flash mob. Sveglia! Sveglia! È ora!
ora! È tempo di decidere, è tempo di decidere. E ora! Si sono radunati così, ciascuno con una sveglia in mano, una trentina di residenti del quartiere San Bortolo. Insieme hanno organizzato un flash mob di fronte al cantiere della ex centrale del latte. Abbiamo un flash mob con la sveglia proprio per dire che è arrivato il tempo di decidere e che bisogna sicuramente partire con il nuovo bando, perché finché non parte il nuovo bando non sapremo che fine andremo a fare. I lavori di ristrutturazione di quello che dovrà diventare il nuovo centro civico per il quartiere si sono fermati al primo stralcio. Chiedono all'amministrazione comunale di essere aggiornati sui prossimi passi e di essere coinvolti nella progettazione. Stanno lavorando solo al parcheggio in realtà, mentre tutta la parte più importante, che è quello che riguarderà la sistemazione dell'edificio storico del 31, per quel che riguarda il verde attrezzato, piuttosto che la piazza oppure anche una piastra polivalente, è tutto da decidere e deve ancora partire il bando. Noi vorremmo quantomeno essere convocati per poter vedere insieme. Il confronto è solo che positivo, non è che vogliamo imporre, però vogliamo confrontarci. Prima di passare ad altro, arriva una nota dell'ANSA appena giunta in redazione che parla della variante Omicron. Sappiamo che chi sta gestendo l'emergenza Covid è alle prese in questo periodo con la variante Omicron, che si diffonde molto più rapidamente del previsto e ha fatto impennare la curva dei contagi, che è tornata ad avere un andamento del tipo esponenziale. Lo scenario è cambiato radicalmente, ci fanno sapere, è il contenuto di un'intervista nazionale che è stata rilasciata proprio all'ANSA, ma ne parliamo dopo la pubblicità, perché adesso facciamo una brevissima pausa. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto fino alle 13:30. Chiudiamo la pagina, come dicevamo, della cronaca, lasciamo da parte per un attimo la pagina del Covid e andiamo a vedere insomma un po' di notizie dal territorio, dal Veneto, in attesa di poterci collegare con Vicenza per tutte le ultime novità dall'area iberica. Sappiamo che il nostro Daniele Garbin ha delle notizie importanti da darci, ma ci chiamerà appena ha proprio fisicamente il tempo per collegarsi, per farci avere tutte le ultime news dal Vicentino. Adesso noi restiamo nel Vicentino, ma andiamo nella Pedemontana, dove c'è una gran bella notizia, non solo per gli amanti della cultura, dell'arte, del teatro, ma in generale per chi ama quel territorio. Sono arrivati dei fondi importanti per un teatro a Marostica. Marostica riavrà il suo teatro. C'è stato comunicato appena 24 ore fa, di fatto, che il Ministero della Cultura ci ha finanziato attraverso il bando quale abbiamo partecipato ad agosto di quest'anno, del finanziamento per 828.000 euro per il completamento del teatro e quindi per poi la riconsegna alla città. Un grandissimo risultato per la città degli Scacchi, che finalmente riavrà il suo teatro. 18 anni ci sono voluti, come ammette con soddisfazione il sindaco Mozzo, che non nasconde l'impegno posto perché questa opera diventi realtà. Nulla lasciato al caso. Per me da sindaco è un grande orgoglio, ma penso sia un grande orgoglio per tutta la città. Il Teatro Politeama è di fatto la grande incompiuta della città, se ne parla da tanti anni, si è lavorato alacremente per l'acquisto e poi far partire i lavori per la prima riqualificazione ancora nel 2003. Però di fatto la struttura, tranne la partenza del ridotto alcuni anni fa, è rimasta ferma. Sino a ora c'è un progetto fortemente voluto, realizzato dall'architetto Paolo Dal Sasso e dall'ingegnere Pierluigi Carraro, e c'è il denaro necessario per completare l'opera. I fondi a bilancio stanziati sono circa 200.000 euro, sono già presenti, andranno ad aggiungersi agli 800.000 erotti e il prossimo anno si verificherà l'appalto per il completamento dei lavori. Cantiere aperto nel 2022, quindi dopo un lavoro che il primo cittadino sta portando avanti da 3 anni. Il primo incontro a Roma con i tecnici per parlare di Politeama
L'ho fatto come amministratore il 18 di settembre del 2018 insieme all'onorevole Germano Rachella, che da sempre ci ha accompagnato in questa battaglia nel voler cercare di portare a casa risorse per i territori con dei siti storici e culturali importanti, ma sicuramente magari di minore impatto rispetto ai grandi siti nazionali. Devo ringraziare il ministro Erika Stefani. E soprattutto è stata creata una rete culturale, perché di una cosa è certo Matteo Mozzo. Creare una struttura senza aver poi appassionato la città al suo utilizzo avrebbe come risultato quello di una scatola vuota, quindi di semplice cemento armato. Noi abbiamo voluto creare prima il pubblico e adesso avremo anche la struttura. Il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, ha parlato nell'intervista che avete appena sentito di una scatola vuota. La scatola vuota in questo momento nella Pedemontana è il Teatro Astra di Bassano, vicenda che chi ci segue conosce benissimo. C'è stato un crollo qualche mese fa, ci sono stati i lavori di ripristino, sistemazione o almeno di messa in sicurezza di quello che poteva essere davvero il teatro della Pedemontana, e sono arrivate nuove foto. Pare che ci siano altri buchi, altri crolli, è tutto ancora da capire, ma intanto abbiamo le immagini, guardate il servizio. Le immagini parlano molto chiaramente. Coperta la parte del tetto del Teatro Astra, crollata a causa cedimento strutturale, ecco altre 2 falle sulla copertura. A girarci queste immagini un nostro telespettatore che ha scoperto questi 2 cedimenti di dimensioni per nulla irrilevanti nella parte che potrebbe coincidere con il posto dove, a memoria, erano collocati i camerini del teatro. Strano, viene da dire, che nessuno si sia accorto di nulla mentre stavano lavorando per cercare di mettere in sicurezza la parte fortemente danneggiata del tetto. E sì che chi governa la città ha tanto decantato questa opera di sistemazione, ma forse, ancora una volta, non si è tenuto conto della totalità, focalizzandosi solo sul particolare, per quanto importante. Quello che è certo è che non si è fatto di sicuro un controllo globale di una copertura che, dopo anni di incuria e abbandono, rischia davvero di implodere con conseguenze che potrebbero essere irreparabili. Stiamo nella pagina culturale, andiamo a Venezia perché c'è una nuova direttrice per la Biennale di Architettura. Dopo musica sarà ancora una donna a dirigere un settore fondamentale nella Casa delle Sei Arti della Biennale di Venezia. È infatti l'architetta docente universitario Leslie Locco la nuova direttrice del settore architettura della Biennale di Venezia, con lo specifico incarico di curare la 18ª Mostra Internazionale di Architettura del 2023. La mostra si aprirà dal 20 maggio al 26 novembre 2023, tra 2 anni, tra i Giardini e l'Arsenale. Il prossimo anno, nel 2022, è infatti in programma la Biennale d'Arte. Locco è una docente universitaria che ha insegnato anche nel Regno Unito e in Europa, scrittrice capace di aprire in Africa numerose scuole di architettura. La scelta di Leslie Locco, ha detto Cicuto, come curatrice della mostra, vuole accogliere lo sguardo di una personalità internazionale capace di interpretare con diversi ruoli la propria posizione nel dibattito contemporaneo su architettura e città, che porta la sua esperienza in un continente che sempre più sta diventando un laboratorio di esperienze e proposte per tutto il mondo contemporaneo. Credo che questa immersione nelle aree sia il modo migliore per dialogare negli interrogativi posti nella mostra curata da Shin Sarkis nel 2021. Allora, noi siamo quasi pronti per collegarci con Vicenza per avere tutte le ultime novità dall'area berica, poi andremo avanti con la nostra informazione, abbiamo ancora notizie importanti da darvi. Allora, chiedo a Daniele Garabin di farci un cenno quando è pronto per il collegamento, in modo da poter entrare e dargli la linea, ma vediamo che Daniele è pronto. Allora Daniele, buongiorno, come è iniziata la settimana nell'area berica? Allora sì, Ferdinando, appena sentito il sindaco abbiamo un po' rincorso con una serie di appuntamenti, tanto per avere un bilancio su come è andata il bilancio della zona sul tema sicurezza in città, soprattutto in centro storico. È stato un fine settimana che questa volta per fortuna si è contraddistinto con una relativa calma, non ci sono stati quei problemi che avevamo registrato negli ultimi 2 fine settimana.
Insomma, sono ancora le indagini in corso dalla parte della Digos, sulla famosa bomba carta e su altre questioni legate appunto alla tensione che si sarebbe creata tra gli esercenti e anche probabilmente anche una parte di persone che sono legate al mondo della microcriminalità. Ecco, di più non possiamo dire. Però ecco, questo fine settimana è stato relativamente tranquillo. Diciamo che la novità, sono entrate in funzione le pattuglie che erano state dalla polizia locale, che erano state svincolate dal controllo del punto di Green Pass e della sicurezza dalla questura, proprio con dei controlli mirati a livello amministrativo. Ecco, ci sono state 4 sanzioni proprio per il consumo di alcolici, il divieto di consumo di alcolici fuori dai locali, e questo insomma è un segnale che comunque la presenza degli agenti fuori dai locali ha avuto il suo effetto, proprio anche a livello di percezione, al di là proprio del numero strettamente della contabilità delle sanzioni. Certo. Daniele, allora noi abbiamo visto i servizi della vostra redazione degli ultimi giorni in cui abbiamo sentito i vicentini un po' preoccupati per la situazione generica della criminalità, questa recrudescenza, queste esplosioni di microcriminalità notturna. Parliamo invece di zona gialla, di atteggiamento delle persone. Come sta andando da quelle parti? Se hai già qualche informazione, l'inizio dell'ultima settimana prima di Natale, della settimana di Natale, fra shopping, fra visite, insomma attenzione alle regole, come si stanno comportando i vicentini? Diciamo che si stanno comportando anche lì in maniera corretta, anche per quello che abbiamo. Non ci sono, almeno il bilancio ufficiale non l'abbiamo ancora, però quello che possiamo capire che le sanzioni per chi ha violato insomma, queste disposizioni non sarebbero così di numero elevato. Ecco. Quindi tendenzialmente si sono sempre comportati così mediamente i vicentini rispettosi delle disposizioni loro stessi, proprio nei nostri anche servizi di raccolta. Proprio adesso lo faremo anche in vista del Natale, proprio negli ultimi giorni, però c'è anche il timore ed è una garanzia il fatto di avere questi controlli. Ecco, per cui tendenzialmente abbiamo questa sensazione. Abbiamo anche registrato proprio nel fine settimana un po' di immagini della movida, diciamo così, degli acquisti prima di Natale. Effettivamente ci sono state molte persone in centro, ecco, abbiamo visto anche però molte pattuglie e dei distanziamenti, mascherine indossate, ecco, personalmente sono stato anch'io, quindi pur essendoci il movimento ed ero auspicato che si riempisse, anche perché era molto bello con le luci, delle iniziative che il Comune ha poi messo in campo per attrarre le persone, quindi l'intento era proprio questo, però non ho visto scene che facessero pensare a pericolosi momenti, ecco, che potessero essere molto pensati. Bene. Allora Daniele, noi andiamo avanti perché abbiamo Padova che ci chiede la linea per una notizia di cronaca dell'ultimo minuto. Se non c'è altro, noi rimandiamo i nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera per tutto il resto sull'area berica. Va bene, il tema dell'altro giorno era il Consiglio provinciale che è stato eletto, ma lo rimandiamo a questa sera. Lo vediamo questa sera. Grazie Daniele, buon lavoro. Arrivederci. Allora, noi aspettiamo l'ingresso dei colleghi della redazione di Padova che hanno una notizia di cronaca proprio dell'ultimo minuto da darci. Nel frattempo che aspettiamo l'ingresso dei padovani, vi vediamo l'altra parte, vi leggiamo l'altra parte di questa ansia di cui stavamo parlando poco fa, perché il fisico Giorgio Sestili dice che, parliamo di variante Omicron naturalmente, c'è un'impennata, il numero dei contagi è molto più rapido come diffusione di quello che si pensava. Il fisico Giorgio Sestili dice che lo scenario è cambiato più velocemente di quanto si potesse immaginare. I dati che avevamo a disposizione suggerivano che la diffusione dell'Omicron fosse appena iniziata e tutto indicava che sarebbe diventata più estesa con il nuovo anno. Invece le ultime stime disponibili sulla letteratura scientifica indicano che la nuova variante potrebbe essere fra 5 e 6 volte addirittura più contagiosa della Delta. La Delta già di suo era più contagiosa rispetto al ceppo originario del virus, quindi potete benissimo immaginare di fronte a quale scenario si sta trovando chi cerca di gestire al meglio questo momento così delicato dell'emergenza Covid. Allora andiamo a Padova perché Valentina Visentin torna in diretta con noi per una notizia di cronaca proprio dell'ultimo minuto. Buongiorno Valentina di nuovo.
Sì, buongiorno Ferdinando, abbiamo degli aggiornamenti di cronaca. In realtà il fatto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio, ma è emerso solo in questi istanti, ovvero ci sarebbe stato un tentato omicidio in zona stazione a Padova. Il tutto sarebbe avvenuto in mezzo alla strada. Stiamo parlando di un tentato uxoricidio. Un cittadino cinese sarebbe stato arrestato dai carabinieri mentre stava picchiando selvaggiamente in strada la moglie, colpendola anche con un cacciavite e sbattendole la testa sul selciato. L'uomo in evidente stato di agitazione, molto probabilmente era ubriaco, è stato fermato dall'intervento dei carabinieri che sono riusciti a salvare la donna, altrimenti si sarebbe trasformato in assassino, perché la stava picchiando veramente in modo selvaggio la donna. Quindi al momento è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. I fatti sarebbero avvenuti ieri pomeriggio in zona stazione, proprio ai piedi della torre Belvedere, la torre quella verde che si vede per intenderci quando si esce dalla stazione di Padova, oggetto proprio un paio di giorni fa di un blitz interforze proprio per sgominare tantissime situazioni di illegalità che ci sono all'interno. Infatti sono stati trovati alcuni cittadini irregolari, soprattutto cinesi. È stato scoperto un bed and breakfast abusivo con letti accatastati in pochi metri quadri e anche una bisca clandestina. Quindi proprio 2 giorni dopo questo blitz all'interno della torre Belvedere, ancora un fatto di cronaca che coinvolge questo luogo che è proprio davanti alla stazione di Padova. Valentina, allora, a parte la cronaca e se ci saranno altre novità le daremo proprio in diretta ai nostri telespettatori, abbiamo novità sulla diffusione del Covid, dei tamponi, vaccini di questa mattina o stiamo ancora aspettando i dati? No, i dati sono quelli diffusi dall'azienda Zero di oltre 400 casi in 24 ore, ma come si diceva già prima, diciamo che i dati della domenica tendono a essere un po' inferiori perché magari si refertano meno tamponi, anche se solo in azienda ospedaliera ieri sono stati fatti oltre 700 tamponi, quindi parliamo di circa 400 contagi nelle ultime 24 ore. A Padova e provincia. Questi sono i dati che abbiamo per il momento. Grazie Valentina, grazie a Francesco Ratai per il collegamento, buon lavoro, buona giornata. Noi torniamo in studio, continuiamo con la pagina un po' della cultura, un po' di quello che sta succedendo invece in altre situazioni. Andiamo a Nove, dove c'è un progetto che trasforma la piazza del paese in una vetrina. Piazza De Fabris diventa vetrina delle ceramiche artistiche di Nove. Questi locali che un tempo ospitavano negozi, rimasti però chiusi per anni, ora torneranno a colorare il cuore del paese con esposizioni permanenti e mostre del prodotto principe di questo territorio. Abbiamo coinvolto le principali aziende produttrici di ceramica, gli artisti di Nove, gli artigiani che producono ceramica. Abbiamo coinvolto il liceo artistico con una classe ha vinto un concorso che ha ideato la progettazione di queste vetrine. Il progetto era talmente bello che abbiamo deciso di realizzarlo. Il progetto, denominato Novecentro, dà modo così di riaprire dei locali sfitti dati in comodato d'uso al comune, promuovere la produzione artistica attirando nuovi visitatori per tenere viva l'economia legata al distretto della ceramica. Ci saranno 2 periodi di 5 mesi ciascuno durante l'anno in cui le aziende che hanno aderito al progetto esporranno le loro migliori collezioni e produzioni ceramiche. Saranno intervallati questi 2 periodi da 2 mostre tematiche, una in primavera e una in autunno nel mese di settembre in coincidenza con la festa della ceramica. Gli operai sono all'opera per ultimare i lavori di sistemazione di questi spazi, poi toccherà l'allestimento. Tutto deve essere pronto tra pochi giorni per l'inaugurazione. Le vetrine saranno pronte per la metà della settimana prossima, l'inaugurazione sarà giovedì prossimo alle 17 con l'accensione delle luci. Torniamo adesso a Padova per un documentario su San Leopoldo, una figura molto amata non solo a Padova, ma in generale una figura davvero molto amata. Vediamo il servizio. Se fosse possibile, noi dovremmo passare sulla terra come ombra, che non lascia traccia di sé.
Un racconto lento, un entrare in punta di piedi nella vita di un santo e nelle sue mirabili virtù. Il dono di San Leopoldo, documentario realizzato sulla vita di San Leopoldo Mandic dal regista padovano Stefano Balbo, è il frutto di un percorso fatto di incontri. Chi ha conosciuto il frate confessore, patrono dei malati oncologici, chi lo ha incontrato per raccontarlo nel film Sulle mie spalle, il regista Antonello Belluco che ne presenta il DVD e gli attori della pellicola, chi lo ha conosciuto bambino come il compianto poeta e scrittore Ugo Sumanna. E mi resta in mente tanto il fatto che per vergere il tabernacolo toccava tosse una scaetta, non siamo un banchetto perché se non arrivava al tabernacolo che era piccolo. Un dialogo mai interrotto, quello dei frati cappuccini con padre Leopoldo, quello che racconta padre Flaviano Giovanni Gusella, direttore dell'opera San Leopoldo Mandic. Scusa San Leopoldo, c'è una domanda che ho dentro il cuore e che vorrei porti, anche a nome dei tanti tuoi devoti. Dove riuscivi a trovare la forza per essere quello che eri? Una ricchezza, un dono della misericordia infinita di Dio verso gli uomini, il piccolo frate confessore, che al dialogo con le anime ristrette nei corpi dedicò tutta la sua esistenza, come ricorda anche il compianto padre Giuseppe Ungaro dei Frati del Santo. Sembra che padre Leopoldo non abbia mandato mai via uno senza soluzione. Sembra poco. Eh già, l'infermiere di Dio, senza diploma. Per il miglior medico di tutti. Con queste bellissime immagini passiamo a un altro argomento, parliamo di economia, parliamo di rilancio, di sviluppo strategico. Il Veneto guarda avanti, lo sappiamo, il Veneto in realtà non si è mai fermato neanche nei momenti più complicati di questa pandemia, il Veneto comunque ha sempre guardato avanti. Il Campo Sampierese, in questo caso l'Alta Padovana, presenta un piano di sviluppo strategico. È un territorio fatto di persone con un tessuto produttivo ben definito, il Campo Sampierese. I comuni sono riuniti in federazione, le categorie economiche in coordinamento. Dopo un anno di stop forzato torna l'Open Day, l'occasione per capire la strada fatta e guardare avanti. Grazie all'export, grazie alla tenacia e alla forza degli imprenditori del Campo Sampierese, i dati ci confortano, cioè il 2020 rispetto al 2019, dal punto di vista delle imprese siamo cresciuti del 0,1, mentre dagli addetti siamo cresciuti del 0,9. Quindi sono dati importanti in un sistema di Covid dove perdura da un anno e mezzo e dove la tensione e le criticità delle materie prime sicuramente non ci aiutano. Avanti si guarda grazie al piano di sviluppo strategico messo a punto con la Fondazione Nord-Est, Social Land, un territorio fatto di persone. Un anno fa, in pieno lockdown, ci siamo guardati negli occhi come sindaci, come categorie produttive e abbiamo pensato che in un momento in cui il sipario era chiuso dovevamo lavorare per farci trovare pronti alle grandi sfide che nel frattempo sono venute avanti. Ecco che con il progetto dell'Agenda 2030, con questo documento programmatico, abbiamo voluto interpellare tutto il territorio, tutti gli stakeholders del territorio, quindi le istituzioni, le associazioni di categoria, il mondo della scuola, il mondo della ricerca, il mondo della sanità, il mondo sindacale, quindi tutte le rappresentanze di questo territorio per mettere giù assieme delle importanti e pregnanti linee strategiche che permetteranno al Campo Sampierese di crescere ancora di più. Parliamo ancora di economia con uno zoom su un po' più stretto invece, in questo caso sulla città di Treviso. Quello che è appena finito è stato l'ultimo fine settimana prima di Natale. Come dicevamo in apertura della nostra informazione, tante città, tante cittadine sono state prese letteralmente d'assalto da chi voleva fare lo shopping magari non dell'ultimo minuto ma insomma un po' organizzato, tantissime persone a vedere iniziative, mostre, mercatini, insomma i veneti si sono mossi, tanti sono arrivati anche da fuori regione, però c'è un però, perché le cose non stanno andando come prima dell'epidemia, della pandemia, delle difficoltà anche economiche che molte famiglie stanno vivendo. Ne abbiamo parlato con i commercianti di Treviso.
Oggi regali alla mamma, al papà, ai fratelli. Quanto spenderai? Oddio, ne ho già spesi un po', penso, non so, 100-200 euro, qualcosa così. Tanti o pochi regali quest'anno? Una via di mezzo. Quanto avrai speso di media? Di media avremmo speso sui 100-200 euro, non di più, perché non si può tanto. Oddio. Sui 200 euro. 200-300 euro. Pensierini per amiche, famiglia. Si spende il giusto, senza sempre esagerare, perché io sono per le cose utili e non, diciamo, non guardiamo al consumismo. Natale alle porte, questa è l'ultima domenica utile per portare a casa gli ultimi regali. Centro affollato ma non preso d'assalto, complice la giornata umida e fredda che ha lasciato un po' a bocca asciutta anche gli artigiani delle bancarelle del centro. È che fa tanto freddo oggi, per cui probabilmente sono tutti un po' restii a uscire. Acquisti a singhiozzo i negozi di abbigliamento e pelletteria con meno passaggio rispetto ai Natali pre-Covid. Normale, di transito per le vie. Pochi acquisti. Ma come ti dico, è un sabato come tutti gli altri, come poteva essere un sabato di novembre, di ottobre, non di Natale. Si fanno degli acquisti, chiaramente stanno un po' attenti ai prezzi, perché i prezzi attualmente sono alti. Tra 20 giorni, un mese, scendono anche del 50%, quindi è opportuno fare acquisti sensati. Va meglio per i negozi che vendono prodotti per il corpo oppure piaceri per il palato. Bene anche i negozi per fare regali di piccola taglia. Dai, ci stiamo riprendendo dall'anno scorso, che è stato un po' più desolato, diciamo così. Sulle vetrine c'è chi ha approfittato per partire con le vendite promozionali oppure riservare ai clienti più fedeli lo sconto. C'è tempo anche per un po' di solidarietà con i peluche della Lilt, venduti anche grazie alla collaborazione di alcuni negozi del centro. La nostra Nina, che noi proponiamo per giocare in corsia, che è un gruppo all'interno della Lega Italiana Lotta ai Tumori che fa servizio di volontariato in pediatria. Controlli sulle strade, soprattutto per accertare il corretto utilizzo della mascherina, come previsto dall'ordinanza regionale, che di fatto ha anticipato il passaggio in zona gialla di domani. Non ci saranno deroghe per nessuno e naturalmente ricordiamo che la sanzione è pesante, perché parliamo di 400 euro di sanzione amministrativa. Sul fronte dei controlli 725 quelli effettuati dai vigili nell'ultima settimana, 110 nei pubblici esercizi. Solo una sanzione è stata elevata per mancanza di Green Pass a bordo di un mezzo pubblico. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarvi però continuiamo a parlare di variante Omicron, perché gli addetti ai lavori stanno notando che, come abbiamo detto poco fa, l'effetto della variante si vede, si nota già parecchio sulla nuova accelerazione dei contagi. Nell'ultima settimana la curva dei nuovi casi si è impennata e si è modificato addirittura l'andamento lineare che faceva immaginare che per Natale non saremmo andati oltre 30.000 casi. Questo è ovvio un tema nazionale. La curva invece, fanno sapere gli addetti ai lavori, si è impennata ed è tornata ad avere un andamento esponenziale che è quello che preoccupa chi sta gestendo questa emergenza. Nell'ultima settimana l'andamento dei casi, sempre a livello nazionale, è aumentato del 41%, tornando ai livelli di oltre un mese fa, scesi poi a 25, 20 e 15%. Quindi la variante Omicron c'è, è già arrivata anche in Italia, sta portando un'impennata di casi. I dati che abbiamo visto a livello veneto dicono qualcosa di diverso, perché c'è invece una diminuzione, ma come sempre per avere un'immagine ben precisa di quello che sta succedendo bisognerà aspettare domani i dati di domani mattina. Noi vi aspettiamo qui domani per vederli assieme, per avere tutte le notizie del territorio. Ringraziamo Fabio Verina e Alberto Piovesan dalla regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case le notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.